Ha approfittato del momento più bello per una coppia, la nascita di un figlio. L'emozione e la naturale disattenzione del marito che stava assistendo la moglie partoriente nella sala travaglio dell'ospedale Cafoncello sono stati gli ingredienti che hanno portato un'ostetrica a rubare 2000 euro dal borsello dell'uomo. Nei guai è finita una cinquantenne dipendente da più di 10 anni dell'ULSS 2 che è stata denunciata per furto pluriaggravato. Per fortuna è un caso isolatissimo, le mele marce esistono, ma quello che è importante è che sia stata segnalata dagli operatori e sia stata sostanzialmente isolata. Secondo le indagini della squadra mobile, quella notte l'ostetrica aveva invitato l'uomo a riporre nel bagno della sala travaglio il borsone della moglie contenente i vestitini del nascituro e nella circostanza lo aveva altresì inspiegabilmente invitato a riporre anche il suo borsello personale, nel quale poi un collega l'aveva sorpresa a controllare all'interno mentre dava le spalle al legittimo proprietario. Per ora nessun provvedimento da parte dell'ULSS. Nel momento in cui fosse chiaramente colpevole e quindi avessimo ovviamente una sentenza rispetto a questo da parte della magistratura, noi abbiamo l'obbligo di ovviamente di sospensione o addirittura licenziamento della persona. La donna intanto nega tutto, ma nei giorni scorsi è stata convocata in questura per la notifica dell'avviso conclusione delle indagini preliminari emesso nei suoi confronti dalla locale procura della Repubblica. Intanto il direttore generale lancia un appello in ospedale, dice possono entrare tutti. Noi ai ricoverati, le persone che sono ricoverate, consegniamo appunto un contenitore dove questo può depositare tutti i suoi effetti personali, quindi dall'anello all'orologio, eccetera, eccetera, in modo da evitare che qualcuno non li sottragga al legittimo proprietario.